Una finestra particolarmente grande, apribile solo in anta ribalta proprio per garantire la sicurezza degli studenti, ha rischiato di diventare una trappola pericolosa per una studentessa di una classe terza al piano terra delle medie di via Cicogna. Al momento del distacco, un ragazzo che stava operando è fortunatamente riuscito a parare il colpo con il supporto di un insegnante, impedendo che colpisse la giovane, il tutto durante una lezione dove era presente la Croce Verde. Io mi scuso come sindaco, come responsabile di un'amministrazione e degli uffici comunali, ma ciò che è accaduto era imprevedibile, ma anche perché non dovrebbe accadere che una cosa nuova, certificata, collaudata, invece è accaduto, insomma, l'azienda è stata richiamata, immediatamente quel giorno ha tolto la finestra, poi l'ha sistemata, ha prelevato il pezzo che si è rotto e chiaramente l'azienda e il produttore stanno facendo le loro analisi. Insegnanti preoccupati e genitori imbufaliti, minacciando di non mandare i figli a scuola nelle varie chat. La scuola comunque sarà chiusa il 27 dicembre e l'azienda e gli operatori interverranno su tutti i serramenti per completare un ulteriore controllo. La scuola è sicura, è nuova, tra questo lotto e il successivo spenderemo 6 milioni di euro, quindi insomma l'attenzione è particolare anche per i soldi che stiamo spendendo dell'intera comunità.